I rincari dell'energia pesano sulle imprese, autorizzato 1.200.000 ore di cassa integrazione a luglio, l'aumento delle bollette si fa sentire anche sul turismo, rischio chiusura anticipata della stagione. Casa visitata dai ladri per 2 volte in meno di 24 ore, è successo a Redenzico di Sedegliano, dove in un'abitazione è stata sventrata una cassaforte, portati via gioielli e denaro per 12.000 euro. Le abbondanti precipitazioni ingrossano il torrente Resia che tracima su più punti della nuova bretella costruita per creare una viabilità alternativa durante l'emergenza incendi. Automobilisti nuovamente scortati dalla protezione civile. Mancano all'appello nella destra tagliamento 33 dottori di famiglia, senza assistenza 50.000 cittadini. Il Friuli occidentale non è più attrattivo per gli specialisti che preferiscono andarsene anche all'estero. Domani esordio casalingo per l'Udinese che al Friuli affronterà la Salernitana Sottil. Loro, squadra pratica, li affronteremo con concentrazione. Abbiamo segnato 2 gol al Milan e questo deve darci fiducia. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Lo avete sentito quindi dai titoli, in primo piano il rincaro delle bollette. Rincari molto alti che pesano sulle imprese del Friuli Venezia Giulia, tant'è che a luglio sono state autorizzate 1.200.000 ore di cassa integrazione, il valore più alto registrato da febbraio. Un pessimo segnale per l'autunno, dice William Pezzetta, segretario regionale della CGIL. Sentiamo. 1.200.000 ore tra cassa integrazione e FIS nel solo mese di luglio. È questo il dato che emerge in Friuli Venezia Giulia, una vera e propria impennata degli ammortizzatori sociali nella nostra regione, ancor più verticale visto che nei mesi scorsi i numeri erano l'80% più bassi rispetto al 2021. È un brutto segnale, una decisa inversione di tendenza rispetto al primo semestre di quest'anno. È un indicatore che in qualche maniera comincia a raccogliere purtroppo anche tutte le problematiche che stiamo vivendo in questo periodo qua, legate al costo dell'energia, al tema del gas, alla guerra e alla difficoltà di reperire anche componentistica, cosa che ha messo in difficoltà anche molte aziende. L'allarme che noi lanciamo è per quest'autunno, dove noi abbiamo molte aziende anche energivore e dove il tema del costo dell'energia, ma anche il tema proprio dell'inflazione con le ricadute su consumi, eccetera, può avere delle ricadute pesanti e il rischio è grosso. E la Suprema Corte di Cassazione ha dato ragione ai lavoratori dell'Electrolux che erano stati messi in ferie dalla multinazionale svedese anziché in cassa integrazione. Servizio. Le ferie non possono sostituire la cassa integrazione. A dirlo a chiare lettere la Corte di Cassazione, che ha esaminato un caso che riguardava alcuni operai dell'Electrolux, infatti risalenti a una decina d'anni fa. Per loro, un centinaio di lavoratori dello stabilimento di Susegana, l'azienda aveva sottratto giornate di ferie al posto della cassa integrazione, assumendo la decisione in maniera unilaterale. Da ciò era partita una causa di lavoro al Tribunale di Pordenone, che aveva dato ragione agli operai in primo grado e anche in appello a Trieste. La multinazionale svedese però ha voluto fare ricorso in Cassazione, ottenendo tuttavia la stessa risposta. Il periodo di ferie, come cita la sentenza, è il ristoro psicofisico del lavoratore che deve avvenire con la necessaria programmazione. In sintesi, dichiara Augustin Breda, RSU Fiom Electrolux di Susegana, si conferma che le ferie non sono un istituto contrattuale di flessibilità dell'impresa, ma un diritto del lavoratore tutelato costituzionalmente con vincoli e finalità non derogabili. È necessario impedire che pratiche diffuse come quella attuata in quel tempo da Electrolux siano permesse. Certi diritti, conclude Breda, non possono essere merce di scambio. E il caro bollette in regione pesa anche sul turismo, sulle attività ricettive della regione. A preoccupare sono i rincari con una media rispetto al 2019 che va dal 200 al 300%, un salazzo che sta mettendo in ginocchio interi settori vanificando il buon andamento stagionale. Servizio a cura di Alexis Sabot.
Una vera e propria beffa dopo quella che può essere considerata come presenze la stagione turistica della ripresa. A preoccupare gli operatori di Lignano e Grado sono i rincari delle bollette della luce, con una media rispetto al 2019 che va dal 200 al 300%, un salasso che sta mettendo in ginocchio interi settori, vanificando il buon andamento stagionale. E il rischio è quello di una chiusura anticipata delle strutture e delle attività, mettendo così a repentaglio diversi posti di lavoro e vanificando gli sforzi fatti per la destagionalizzazione. A fronte di una stagione straordinaria, molte strutture ricettive hanno ricevuto da poco la bolletta di luglio, 3 volte superiore rispetto al 2019, commenta Enrico Guerin, presidente del Confcommercio Lignano. I costi energetici sono aumentati anche del 300% e a questi si aggiungono gli aumenti dei prezzi di acquisto delle materie prime. Dal canto nostro, evidenzia Guerin, per non pesare sulla clientela abbiamo evitato di riversare rincari sui prezzi applicati per i nostri servizi, per cui i costi dovranno essere ammortizzati unicamente dalle imprese. Secondo Martin Manera, presidente del consorzio Lignano Holiday, c'è il rischio di chiusura anticipata per le strutture ricettive più piccole, mentre quelle che fanno parte dell'asset principale punteranno sull'attrattività degli eventi di settembre. Identica al momento la situazione a Grado, dove gli operatori guardano con speranza e ottimismo al mese di settembre. Si attendono riscontri positivi in vista delle festività austriache, così da recuperare almeno in parte i costi delle bollette. Svaniscono invece i sogni di novembre. Le strutture, spiega Alessandro Lovato di Federalberghi Grado, non rimarranno aperte come ci si auspicava, troppo alte le spese da sostenere per provare ad allungare la stagione. E ora veniamo all'avvertenza Wärtsilä. I sindacati hanno denunciato il gruppo finlandese per comportamento antisindacale, una scelta che potrebbe allungare i tempi della procedura di licenziamento dei 450 lavoratori diretti. Andrea Pierini. Comportamento antisindacale. CGIL e CISL e UIL hanno presentato al Tribunale di Trieste ricorso contro le 450 procedure di licenziamento annunciate dal gruppo Wärtsilä, un'operazione non facile. Recuperare tutta la documentazione che è servita a dimostrare quello che è l'azienda oggi, non avendo mantenuto fede agli impegni quotidiani di accordi che sono stati scritti nei tempi. Solitamente, hanno spiegato i sindacati, queste procedure sono rapide e in circa 20 giorni si potrebbe avere una sentenza. Nel dettaglio, le accuse sono molto circostanziate. La motivazione principale è sicuramente successiva all'incontro che abbiamo fatto in Regione l'8 marzo, dove Wärtsilä ha rassicurato tutta la parte sindacale e istituzionale presente al tavolo, garantendo il lavoro per tutto il 2022 e il primo semestre 2023 e presentando anche un piano di assunzioni, 79 assunzioni sia la parte service che la parte produttiva, di cui una parte vengono fatte anche su Trieste. CGIL e CISL e UIL hanno comunque evidenziato come questa procedura non bloccherà del tutto i licenziamenti, ma potrebbe ritardarli facendo ripartire da zero il tavolo. Il 22 ci sarà una riunione a livello nazionale dei sindacati con l'obiettivo di chiedere ancora una volta una maggiore attenzione del governo in vista anche di una maxi manifestazione a inizio settembre per denunciare la deindustrializzazione di Trieste, dove solamente l'8% è industria a fronte di una media nazionale del 20%. Se Wärtsilä dovesse non trovare una soluzione positiva, cioè continuare con quello che ormai purtroppo è in campo, questo secondo noi è l'atto finale dell'industria triestina. Sarebbe ormai la pietra tombale a quello che Trieste è stata, una città industriale, una città che aveva 300.000 abitanti. Ormai questo sarebbe un declino inesorabile sia per l'occupazione ma anche a livello sociale. Passiamo alla cronaca, andiamo a Redenzicco di Sedegliano, dove una casa è stata visitata dai ladri per ben 2 volte in meno di 24 ore. È sventrata una cassaforte, all'interno c'erano gioielli e denaro per 12.000 euro, sconsolata la proprietaria di casa che dice spero non tornino più. L'intervista a cura di Alberto Comisso. Sono entrati in casa mentre lei, pensionata di 79 anni, si trovava nell'orto. Sono andati a botta sicura, sapendo che nascosta da un calendario c'era una cassaforte a muro all'interno della quale erano custoditi gioielli e denaro per un valore stimato di 12.000 euro. I ladri non si sono accontentati. Nella stessa abitazione di via del Redentore, a Redenzicco di Sedegliano, sono tornati stamattina attorno alle 5, mentre la proprietaria stava dormendo, mettendo a soqquadro altre stanze, ma si sono dovuti accontentare di qualche spicciolo. Non so neanche cosa hanno portato via, perché si va in tilt, veramente. Tutto un disastro, ecco. Ecco, ieri lei era nell'orto. Sì. Rientra a casa e cosa ha trovato?
È tutto un disastro, tutto un disastro, ecco, tutto un disastro. Non ho neanche mangiato in tutto il giorno, Sono andata giù dai carabinieri e mi ha portata giù mia nipote. Una mazza da baseball le avrebbero rotto la cassaforte all'interno della quale custodiva parecchia No, roba. sono andati dentro con qualcosa ben. Non è la prima volta che vengono a La rubare. seconda, perché sono state anche stamane. Allora non c'è 2 senza 3, speriamo che sia finita. Ecco, che cosa si prova, signora, di fronte a questi momenti, ma soprattutto avrebbero visto dei vicini, 2 persone allontanarsi, no? In macchina. Non sapevano chi erano, no? Non sapevano. Adesso si prosciuma che siano questi zingari. Denuncia è stata sporta ai carabinieri di Codroipo. L'anziana donna, che vive da sola dopo la scomparsa del marito, è rimasta particolarmente sorpresa dall'accaduto. Lei vive da sola, si sente sicura a questo punto vivere qua? Sicura o non sicura, cosa devo fare? A Lestizia invece i malviventi hanno forzato un infisso e portato via dalla residenza di un cittadino di 70 anni monili e denaro contante per circa 10.000 euro. Sul caso indagano i carabinieri di Latisana. Colpo nella notte alla pasticceria da Tato a Tata di Viale Venezia a Udine. Sfondata una vetrata, ignoti si sono prima rifocillati e poi hanno rubato il fondo cassa. Oltre al danno pure la beffa, è difficile far ritrovare in questo momento un artigiano che possa ripristinare la vetrata infranta e quindi mettere in sicurezza proprio il locale. Servizio. Furto con spaccata alla pasticceria da Tato a Tata in Viale Venezia a Udine. Nella notte ignoti hanno infranto la vetrata che collega la parte esterna con quella interna del locale. Una volta dentro, gli autori si sono prima rifocillati con pasticcini e bevande e successivamente hanno puntato al registratore di cassa dove all'interno c'erano circa 600 euro, l'incasso della giornata. I ladri hanno potuto agire indisturbati perché a causa del forte temporale in corso erano saltati allarme ed impianto di videosorveglianza. Ad accorgersi della spaccata questa mattina alle 5 è stato il pasticcere che una volta sul posto ha potuto constatare come la vetrata serigrafata del valore di 7.000 euro fosse stata sventrata. Ha quindi chiamato il titolare Marco Rampini e successivamente i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Hanno mangiato, hanno bevuto, però si sono pensati bene di andare ad aprire la cassa, ascoltare quello che era la giornata di ieri, perché chiudiamo alle 11 di sera, quindi il titolare, mio figlio, non c'era e quindi le ragazze lasciano in cassa quello che c'è. La mattina preleviamo e questo però quello che ci dispiace è il danno provocato perché non sappiamo come risolverlo in questo momento. Oltre al danno pure la beffa, dal momento che in questo periodo dell'anno, oltre ai rincari delle bollette, è difficile trovare qualche artigiano che in tempi rapidi possa sostituire la vetrata in frantumi. È un disastro per quello, no? Ci creerà problemi eccessivi perché non troviamo, sia anche la settimana prossima sono chiusi, quindi ci crea questi problemi. Ci crea. Furto con destrezza al negozio Annie Country Store di Tarvisio. 2 donne, fingendosi clienti, hanno distratto la commessa e sono fuggite con alcuni capi di abbigliamento. Il valore della refurtiva di 1.000 euro. Denuncia è stata sporta dalla titolare nell'attività commerciale ai carabinieri. L'ha conosciuta 3 anni fa nella gelateria dove lei all'epoca lavorava e da allora è cominciata una vera e propria persecuzione nei confronti della ragazza costretta a cambiare le proprie abitudini per tentare di sfuggire alle sue attenzioni. L'uomo, un bidello 53enne, originario di Trieste, residente in un comune del Bolognese, ha ricevuto ieri un divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale di Bologna ai luoghi frequentati dalla vittima, una giovane di 27 anni. L'uomo è indagato per il reato di atti persecutori. La cucina di un appartamento è andata a fuoco questa mattina in via Raggio di Venere a Lignano Sabbiadoro. Le 6 persone che si trovavano all'interno sono state precauzionalmente accompagnate all'ospedale dal personale sanitario intervenuto sul posto per accertamenti. Prima dell'arrivo dei soccorsi avevano respirato una piccola quantità di prodotti della combustione. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme, partite dalla lavastoviglie, si propagassero dall'elettrodomestico ai mobili della cucina e al resto dell'appartamento. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio, temporaneamente inagibile l'appartamento coinvolto in quanto l'impianto elettrico è stato danneggiato. Ed è di 5 persone ferite, di cui 2 elitrasportate all'ospedale di Udine, il bilancio dell'incidente stradale successo alle 14:30 sulla strada statale 52 in località Cedarchis di Arta Terme. Le cause del sinistro frontolaterale tra 2 auto, una Polo e una Fiat 600, sono al vaglio dei carabinieri.
coinvolto anche un 14enne. Appena ricevuta la chiamata di soccorso, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul luogo segnalato la squadra del distaccamento di Tolmezzo. Il lavoro dei pompieri è terminato con la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell'area del sinistro. E ora andiamo nel Pordenonese, Friuli occidentale sempre più coinvolto nella vicenda della NFT legata alle criptovalute. Uno dei fondatori, che risulta indagato dalla procura da alcuni mesi, è socio della B-Academy. Ma la realtà pordenonese, specializzata in formazione e consulenza sulle monete virtuali, si sente parte lesa. Pronte azioni legali. Daniele Micheluzzi. Il caso New Financial Technology, l'azienda nata in Veneto e con diramazioni fino a Dubai che prometteva rendimenti elevati su investimenti finanziari in criptovalute, ruota sempre più attorno a Pordenone. Qui è partita l'inchiesta della locale procura che dopo un'attenta attività della Guardia di Finanza ha indagato 6 persone, i 3 fondatori della società e altrettanti intermediatori per truffa aggravata ed esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria. Ma a Pordenone ha sede anche B-Academy, l'accademia che da alcuni anni tiene corsi di formazione e fornisce consulenze sul mondo delle criptovalute. A febbraio B-Academy si è rinnovata con molti soci iniziali che hanno venduto le quote ed altri che sono entrati. Tra questi anche uno dei fondatori di NFT che si è avvalso della realtà pordenonese per avere una consulenza sui suoi progetti, poi presentati anche a Lugano alla presenza di altri soci B-Academy, la quale professa con forza la propria estraneità all'articolato piano di investimenti proposto da NFT, che prometteva rendite al 10% su un capitale minimo di 10.000 euro attraverso un proprio algoritmo che comprava e vendeva criptovalute, proponendo prodotti finanziari senza l'autorizzazione della Consob, come si è poi scoperto. Di più, B-Academy si sente parte lesa per aver investito nel progetto e perché la situazione sta causando all'Accademia un danno d'immagine e perché NFT, definito uno dei tanti clienti, ha diffuso un documento tecnico di garanzia fornito da B-Academy senza la sua approvazione, cosa che potrebbe spingere la società pordenonese a un'azione legale contro la New Financial Technology. Gli avvocati sarebbero già al lavoro in attesa che la magistratura faccia il suo corso e vengano definite e accertate le posizioni degli indagati. Intanto alcune migliaia di investitori veneti, friulani e non solo, che temono di perdere tutto, il totale investito potrebbe toccare i 100 milioni di euro, sono in ansia e si stanno pian piano rivolgendo ad associazioni di consumatori e avvocati. Le rassicurazioni dei vertici di NFT di restituire il capitale, date prima di sparire all'estero, non li convincono più. Le abbondanti precipitazioni piovose delle ultime ore hanno fatto tracimare in più punti il torrente Resia, vicino al quale scorre il bypass realizzato durante l'emergenza incendi. Ripristinata la scorta per gli automobilisti che devono raggiungere Resiutta. Piove sul bagnato. Resia, già rimasta isolata a causa dei roghi che hanno devastato ettari di boschi della vallata, deve ora fare i conti con le abbondanti precipitazioni piovose che hanno fatto innalzare nelle ultime ore il livello del torrente, vicino al quale è stato tracciato il bypass provvisorio che collega Resia a Resiutta. Nelle ultime ore, come ha fatto sapere la sindaca Anna Micelli, l'acqua del fiumiciattolo, tracimando in più punti, ha fatto collassare tratti della pista sulla quale scorre la viabilità. La situazione pertanto è diventata pericolosa. A quel punto, per non penalizzare ulteriormente i cittadini che devono spostarsi, la sindaca ha pensato bene di ripristinare la scorta della protezione civile, quella che era stata istituita il mese scorso nel pieno dell'emergenza incendi. Percorrere nuovamente la strada provinciale in questo momento significherebbe esporre gli automobilisti al rischio di caduta frane. Oggi pomeriggio Resia è esondato in più punti, subito al lavoro una squadra di operai che per limitare i disagi ha innalzato una barriera, così da creare le migliori condizioni di sicurezza per il transito delle macchine. La politica, si stringono i tempi sul completamento delle liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Azione hanno comunicato i nomi dei candidati ed è questione di ore invece per la Lega. Servizio. Stefano Patuanelli, capolista al Senato, è candidato anche in Lazio e Campania, e Luca Sutta alla Camera per il Movimento 5 Stelle, Luca Ciriani al Senato e Walter Rizzetto alla Camera per Fratelli d'Italia, Serena Pellegrino sempre al Senato e Tiziana Cimolino alla Camera per Europa Verde e Sinistra Italiana. Anche Azione ha quasi chiuso gli elenchi, partendo però dagli uninominali con Giuliano Castenetto, sindaco di Povoletto al Senato, e poi c'è il ritorno di Maria Sandra Tedesca e la novità della preside Teresa Tassanviol, andando con ordine ai tasselli di questa componente
complessa fase della campagna elettorale con la composizione delle liste stanno andando al loro posto. Lunedì ci sarà finalmente il quadro definitivo. Manca ancora la Lega, ma il segretario regionale Marco Dreosto conferma che nominceranno questa sera o al più tardi domani mattina, e poi Forza Italia, che verosimilmente presenterà Sandra Savino in posizione eleggibile. Per il Movimento 5 Stelle manca ancora l'indicazione sugli uninominali, mentre Fratelli d'Italia ha confermato le candidature di Luca Ciriani e Walter Rizzetto, alle quali si aggiungono quelle della triestina Nicole Matteoni e della goriziana Francesca Tubetti, che in caso di necessità di quote rosa potrebbero invertirsi con Ciriani e Rizzetto. Per Azione, oltre a Castennetto all'uninominale del Senato, nei 3 collegi della Camera ci sono Sandra Telesca Udine, Teresa Tassanviola Pordenone, e nel collegio Trieste Gorizia Daniela Rossetti. Isabella De Monte ed Ettore Rosato nel proporzionale della Camera, con Rosato però candidato anche in altre regioni. Dopo gli insulti di stampo razzista subiti da parte di un paziente al pronto soccorso di Lignano, il medico di origine camerunense Florin Gaso ha presentato querele ai carabinieri. Nei suoi confronti la solidarietà dell'ordine dei medici e della politica. Servizi. Florin Gaso, il medico di origine camerunense, salito agli onori della cronaca dopo aver registrato l'audio di un paziente che lo aveva pesantemente insultato con frasi di stampo razzistico, ha oggi presentato querela scritta al comando dei carabinieri di Lignano Sabbiadoro. Assistito dal legale Chetti La Torre con studio a Bologna, il medico ha confermato i fatti già riportati sui social, e cioè di essere stato apostrofato con insulti da parte di un paziente che, rifiutando di essere curato da lui, aveva anche sollevato una bagarre. L'aggressore è un uomo di 59 anni, già lavoratore stagionale a Lignano Sabbiadoro, residente a Treviso, dove risulta essere senza fissa dimora. Sul caso oggi è intervenuto l'Ordine dei Medici di Udine, che esprime la massima solidarietà al collega di Lignano. Condanniamo fermamente questi comportamenti da parte dell'utenza, sostiene il presidente dell'Ordine Gianluigi Tiberio. Questa situazione ci preoccupa perché simili episodi di aggressioni verbali e fisiche le registriamo da tempo. Per questo, conclude Tiberio, ci appelliamo alle autorità competenti affinché ci sia un'adeguata tutela dei professionisti della sanità mentre esercitano la loro professione. Solidarietà anche da parte del SIMEU, sezione del Friuli Venezia Giulia, che chiede venga fatta giustizia. Sostegno a Gaso anche dal mondo della politica, mentre il vicepresidente della regione Riccardi è in attesa di poterlo incontrare al più presto. Ancora sanità, allarme rosso per la carenza di medici di base della destra a tagliamento, 33 specialisti che mancano, 50.000 cittadini senza un medico di famiglia. Sentiamo. A livello territoriale in questo preciso momento nella provincia di Pordenone mancano 33 medici di medicina generale, cioè 33 medici di famiglia. E quindi, siccome ogni medico di famiglia ha in media 1.500 assistiti, attualmente circa 50.000 cittadini della provincia di Pordenone non hanno un medico di famiglia e vanno alla ricerca spasmodica del proprio medico. Telefonano a destra e a manca, però non trovano sul territorio la disponibilità dei professionisti, anche se il numero pro capite per medico è salito da 1.500 a 1.800. Approfondimento ci sarà nel corso della puntata di Screenshot alle 19.45 proprio su questo tema. Vediamo ora il bollettino Covid, registrati nelle ultime 24 ore 768 nuovi casi su un totale di 4.375 tamponi, 200 persone ricoverate negli altri reparti, 5 nelle terapie intensive, 3 decessi di cui 1 a Udine, 1 a Trieste e 1 a Pordenone. Le violenze subite da una bambina da parte del proprio patrigno tra le mura di casa a Pordenone fanno intervenire anche la Commissione Pari Opportunità regionale, che definisce il fatto di una gravità inaudita e sottolinea l'importanza di lavorare sempre di più sul tema con le scuole. Continua a rimbombare l'eco della terribile storia che ha visto una bambina di 11 anni di Pordenone subire violenze sessuali ripetute dal proprio patrigno, un 55enne individuato dalle forze dell'ordine e allontanato dalla piccola, un fatto che serve a sottolineare una volta di più la tutela da porre nei confronti delle donne, in particolare se minori, perché episodi simili purtroppo accadono e non sempre emergono. Anche la Commissione regionale Pari Opportunità evidenzia il dramma che si nasconde dietro una tale brutalità. È sicuramente una situazione di una gravità inaudita, certo al momento è un'accusa, quindi dobbiamo evidentemente aspettare, però se il dubbio, comunque il magistrato ha stabilito l'allontanamento e quindi il divieto di avvicinare la bambina, evidentemente qualche fondamento c'è. La cosa è gravissima perché non è letteralmente ammissibile che una bambina venga violata dal patrigno o da chiunque sia.
Il lavoro della Commissione prosegue a tutela di tutte le donne, ma il percorso pare ancora lungo. Dobbiamo assolutamente continuare a insistere a far sì che tutte queste evidenti violenze non vengano assolutamente più comminate, ma dobbiamo proprio combatterle dall'inizio, quindi a partire proprio da una cultura che parta anche dalle scuole. Voltiamo pagina, primi rientri dalle vacanze domani, dalle mete estive e bollino nero sull'autostrada. Sabato da bollino nero e domenica rosso. Sulla 4 e sulla 23 traffico intenso e a tratti critico per questo weekend da esodo e controesodo. È l'effetto del rientro dei primi vacanzieri da una parte e delle ultime partenze per le mete estive dall'altra. A ciò si aggiunge il ritorno dei lavoratori dell'Est Europa dai propri paesi d'origine. Complessivamente nel fine settimana transiteranno sulla rete di Autovie Venete 340.000 veicoli, fari puntati in particolare sulla barriera di Trieste e sui caselli balneari. Nei dettagli, l'intero weekend sono previsti complessivamente quasi 60.000 veicoli in entrata all'Isert e più di 30.000 in uscita. Alla Tisana saranno circa 50.000 mezzi in entrata e in uscita in una sorta di ricambio dei vacanzieri. Come sempre accade in caso di bollino nero, Autovie impiegherà il massimo delle forze in campo, circa 200 persone distribuite tra gestori di tratta e esattori, operai della manutenzione, assistenti all'utenza e servizio sui piazzali di stazione, operatori degli impianti tecnologici, operatori di sala radio, ausiliari della viabilità, operatori di infomobilità, operatori dei presidi di soccorso sanitario. Saranno la giornalista sportiva Eleonora Boi e il conduttore radiofonico Filippo Ferraro a tenere a battesimo la 36esima edizione di Aria di Friuli Venezia Giulia, primo taglio della fetta di prosciutto, San Daniele, venerdì 26 agosto 19:30. Manca una settimana al taglio del nastro di Aria di Friuli Venezia Giulia e la maggior parte degli eventi in calendario dal 26 al 29 agosto a San Daniele del Friuli è già sold out. Madrina e padrino della 36esima edizione saranno la giornalista sportiva Eleonora Boi e il conduttore radiofonico Filippo Ferraro. La kermesse, che da oltre 35 anni celebra il prosciutto di San Daniele DOP nel suo luogo d'origine, ritorna solo per quest'anno a fine agosto per un'edizione speciale che promuove, oltre all'eccellenza dell'enogastronomia friulana, anche 6 itinerari turistici lungo un'ideale via dei sapori e del prosciutto che si estende dalle Alpi all'Adriatico, realizzata grazie alla stretta sinergia tra il Consorzio e la Regione. 15 gli stand enogastronomici lungo le vie del centro. Sono più di 2.600 le prenotazioni ricevute per i laboratori e le degustazioni. Il 62% degli ospiti che si è prenotato proviene da fuori regione, in prevalenza Veneto, Lombardia e Centro Italia. Numerose le richieste di bus turistici dal nord Italia e dall'Austria. Anche le visite guidate organizzate nei prosciuttifici aperti hanno stimolato gli ospiti, più di 1.500 le prenotazioni. Grande interesse per le visite alla biblioteca guarneriana e per i picnic organizzati sabato 27 e domenica 28 agosto, con ancora pochi posti disponibili. Sold out pure per il treno storico arlecchino, in partenza da Trieste domenica 28 agosto, ultimi posti disponibili solo con partenza da Udine. A dare il via alla prima serata di Aria di Friuli Venezia Giulia, venerdì 26 agosto alle 18:45, sarà l'esibizione della banda dell'Aeronautica Militare Italiana sulla scalinata del Duomo. Alle 19:30 taglio della prima fetta del prosciutto di San Daniele con Eleonora Boi e Filippo Ferraro. Appuntamento sabato 27 agosto al campo sportivo di Valvasone per un quadrangolare di calcio femminile per dire stop alla violenza sulle donne. A organizzarlo Save Art in collaborazione con la FIGC regionale, la locale società, il sostegno di regione e 10 amministrazioni comunali. Servizio. Tavagnacco, Pordenone, Cittadella e Hellas Verona. Queste le 4 formazioni femminili under 19 che sabato 27 agosto si sfideranno dalle 9:30 alle 18 al campo sportivo di Valvasone per dare un calcio alla violenza. L'iniziativa di sensibilizzazione è stata promossa da Save Art in collaborazione con la locale società calcistica, la FIGC e il sostegno della regione e di una decina di comuni. Noi puntiamo a sensibilizzare i giovani soprattutto, a creare una sensibilità e a questo punto anche coinvolgendo lo sport, anche le famiglie che vanno al seguito delle ragazze. Secondo me il calcio e anche gli altri sport sono quelli più seguiti dalle famiglie, no?
Più che i gol conterà la voglia di porre l'attenzione su un problema di violenze domestiche, femminicidi, 353 in Italia negli ultimi 3 anni, stalking, che riguardano in modo particolare le donne, con quasi 50.000 denunce dal 2019 ad oggi. È un problema che riguarda tutti, credo che non ci sia colore politico, non ci sia senso di appartenenza, se non il fatto che sapere che una persona possa fare del male, soprattutto a chi vive all'interno della stessa abitazione, credo che ci sia qualcosa di importante da fare e quindi che tutti siano coinvolti ci fa particolarmente piacere. A seguire non cambiate canale perché sempre su Telefriuli ci sarà il nostro approfondimento sportivo, si parlerà di Udinese, domani esordio casalingo per i bianconeri che al Friuli affronteranno la Salernitana, parla il mister Sottil, loro squadra pratica, li affronteremo con determinazione e concentrazione. E dice abbiamo segnato 2 gol al Milan e questo deve darci fiducia. Staremo a vedere, questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti.